Buongiorno signora, si accomodi pure, grazie. Allora, lei è stata chiamata come teste, ha l'obbligo di dire la verità, per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. La ringrazio. Allora, è teste del Tribunale, quindi il Tribunale comincia e poi passeremo alle parti. Io inizierei dalla coda. E cioè, lei è stata, si era costituita parte civile nel presente processo esclusivamente a carico della signora Minetti. Vorrei capire cosa ha determinato la sua decisione di revocare la costituzione di parte civile. Guardi, sono 3 anni che comunque sto vivendo una situazione non facile. Perché... Parli al microfono. Okay, scusi. Grazie. Sono 3 anni che sto vivendo una situazione non facile, sia io che la mia famiglia, perché è dovuto a tutte queste cose che sono successe, sia a livello mediatico sono stata comunque massacrata, lavorando anche nello spettacolo, in televisione, forse anche più delle altre... Non è che smetti il microfono. Il microfono registra. Okay. Sentite? Va bene? Sì, penso di sì, proviamo. Okay. Allora, stava dicendo che stava parlando del clamore mediatico. Sì, e quindi ultimamente sono sempre fuori dall'Italia per sia lavoro che per cercare un futuro, perché comunque qui in Italia credo di non averlo più dovuto a tutto quello che mi è successo in questi 3 anni. Mi sono licenziata da Mediaset dopo lo scandalo e ho deciso di togliermi da questo, di svoltare, di non pensare più a questa brutta cosa che mi era successa, e quindi ho pensato di toglierla per non avere ancora giornali o altre cose che parlassero ancora di me, perché ero stanca di vedermi sui giornali accusata di essere una escort o tutto quello che è uscito fino ad oggi. E quindi ho deciso di toglierlo e sto aspettando anche una lettera di scuse da parte della Minetti, ci siamo comunque un po' chiarite e ho deciso di togliere la parte civile. Quindi lei non ha ricevuto alcun risarcimento? No. Cioè, non ho neanche, guarda, l'ho vista solo una sera in una discoteca, tipo un mese fa, prima di partire per una vacanza, ma non c'è stato niente. Sì. Noi prendiamo atto di quello che lei ci sta dicendo, le ricordo che lei è teste, Sì. è detenuta a dire la verità su tutte le domande che Certo. le vengono poste. Guarda, l'unica cosa che sto aspettando è che sa anche il mio avvocato la lettera di scuse da parte della signorina Ma Minetti. scusi, perché mi scusi? Perché io praticamente mi sono costituita parte civile contro di lei perché è venuta in tribunale a fare il mio nome invece di comunque tranquillizzare le cose. Lei è venuta qui 2 anni fa, prima che mi costituissi, a dire che io ero una prostituta o escort portata da Tarantini, e quindi lì già ero molto giù di morale. Più questa cosa ho deciso di mettermi contro di lei per questo motivo. Adesso mi deve un po' chiarire, perché deve sapere anche che più di 2 anni fa il Tribunale non era ovviamente ancora a conoscenza di nulla, perché Certo. ha preso... Allora, in che occasione la signora Minetti è venuta in Tribunale a fare queste affermazioni, e chi è Tarantini? Allora, so che è venuta, se non mi sbaglio la data, era il 30 di settembre, che è venuta in tribunale di 2 anni fa, quando mi sono costituita. Tarantini è una persona che ho conosciuto tramite il presidente in un'occasione, una cena che c'è stata dopo una serata a teatro nel 2008, dopo il teatro del Bagaglino, e quindi questa persona è stata accusata di portare delle persone. Ma questa persona che, scusi, a che titolo portava persone? Infatti la Minetti ha detto che questa persona era tipo
una persona che portava le donne a conoscere a casa del presidente o nelle occasioni delle cene al presidente. E tutto questo da parte mia non c'è stato, perché io l'ho conosciuta, questa persona, il Tarantini, l'ho conosciuta già nella casa, mai all'esterno di... Ma che fa? Che lavoro fa? Guardi, non lo so. Non lo so. Lei l'ha conosciuto lì sì, ad Arcore? Sì, non ne ho idea. Ad Arcore? No, questa persona l'ho conosciuta a Roma, perché io vivevo a ok. Roma in quel periodo, a Palazzo Grazioli. Va bene. E l'ha visto quella sola volta? No, l'ho rivisto in altre 2 o 3 cene. E poi quando uscivo, io ho visto a Roma per 3 anni, lo vedevo anche in giro nei locali, ogni tanto mi capitava di incontrarlo, anche qua a Milano, al Giannino, al ristorante Giannino, ogni tanto lo vedevo nei tavoli con altre persone. Senta, mi scusi, tornando alla, come dire, motivazione per cui lei si è costituita parte civile, la signora Minetti che cosa avrebbe detto per Avrebbe detto, si sarebbe tolta lei la parte di persona che portava le donne, accusando il Tarantini di essere lui quello che portava invece ad Arcore o a Palazzo Grazioli le ragazze, facendo il mio nome e altri nomi di ragazze che per lei erano portate da questo signor Tarantini. Però io quando sono arrivata dal presidente a conoscerlo a teatro, lei penso che era ancora a fare l'igienista dentale, non lo conosceva ancora il presidente, quindi non sa come io ho conosciuto il presidente, e quindi in quell'occasione mi sono veramente infuriata e ho deciso di mettermi contro di lei. Lei come l'ha conosciuto il presidente, mi scusi? Io, le ripeto, l'ho conosciuto nel 2008, era forse fine settembre, ottobre, a questa serata che c'era al Teatro Bagaglino, c'era uno spettacolo dove cantava anche Apicella, e durante l'intervallo ero a bere una cosa con delle persone. Lui si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti che ero una bella ragazza, mi ha detto che dopo c'era questa cena con tutto il corpo di ballo, con gli attori, a casa sua, se mi faceva piacere esserci. E io ero con la coreografa di questo spettacolo, perché convivevo con un ragazzo, facevo la ballerina, convivevo con il mio ragazzo che faceva parte di questo gruppo, e sono andata con loro a questa cena e l'ho conosciuto in quell'occasione. E questa è stata la prima occasione? Sì. No, lei non faceva parte dello spettacolo? Io sì, facevo già la ballerina, lavoravo in quindi, Rai, però non ero in quello spettacolo. Non in quello spettacolo, no, quindi no. lei Io in quello spettacolo comunque... era una spettatrice? Sì, ero amica, ero la ragazza delle persone che lavoravano lì, essendo già una ballerina che lavoravo in Rai in quel periodo. Ok. E questa è stata la prima volta, e anche la prima volta che è andata a cena a casa del Presidente, a Roma. Ne sono seguite altre? Sì, anche, guardi, da quella sera lì, dopo, è stato un invito ogni 2 settimane, comunque andavo spesso a cena da lui. Chi la invitava? Lui direttamente. Sempre a Roma? Sì, perché abitavo lì, quindi i primi anni andavo a Roma. Poi ha cominciato a frequentare anche la residenza di Arcore? Quando mi sono trasferita a Milano, poi sì. E qui con che frequenza? Guardi, per un po' di tempo non sono neanche più andata perché comunque era successo lo scandalo di Tarantini, ero un po' staccata da tutte queste cose, perché ho detto non voglio finire nei casini, nei livelli mediatici, perché comunque avevo una famiglia, mi sentivo di non andare più a queste cene. Poi l'ho risentito e sono tornata, comunque andavo spesso. L'ha risentito, l'ha chiamato il Presidente? Sì, lo sentivo, sì, ci sentivamo, anche se non andavo a cena, comunque lui mi chiamava, si interessava per sapere come stavo, poi ho avuto dei lutti in famiglia, che ho perso mia zia, avevo bisogno di cure mediche, lui mi ha aiutato anche su questo, quindi si interessava a sapere come andavano le cose in famiglia anche. Ho capito. Quando ha ripreso a frequentare la residenza, in questo caso di Arcore, il Presidente? Guardi, dopo che ho fatto un reality, dopo 5-6 mesi, adesso non mi ricordo bene le date sinceramente. Che anni parliamo? 2009, 2010. Con più frequenza, perché per un anno, le ripeto, non andavo quasi più. Okay.
E in relazione alla sua frequentazione con Nicole Minetti, lei quando l'ha conosciuta Nicole Minetti? Minetti l'ho conosciuta sempre da lui a cena. Quindi ad Arcore? Sì, sì, ad Arcore. Perché In che prima periodo? sempre quando ero tornata, tipo 3 anni fa, 2 anni e mezzo, 3 anni fa, adesso non mi ricordo veramente bene le date. Che tipo di relazione si è instaurata, se si era instaurata? Guardi, anche con lei Nicole lavorava Minetti? in televisione in quel periodo, faceva Colorado con Maristel Garcia, che prima lavorava con me in un altro programma televisivo, quindi era tutta una serie di amicizie legate allo spettacolo, si parlava dei programmi televisivi, di quello che una aveva in mente di fare magari successivamente dopo finito un programma, erano amicizie così, tranquille. E poi mi ha aiutato, diciamo, ad andare in questo appartamento a Milano 2 perché erano mesi che cercavo una casa e l'ho trovato perché mi ha detto lì c'è un appartamento libero, io lavoravo a Mediaset, facevo un programma sportivo e infatti quando mi sono entrata in casa era 2 mesi che vivevo in via Algettina nella residenza, ero appena arrivata praticamente. La casa era intestata a nome mio, avendo un contratto mio lavorativo. Allora, ci spiega un attimo come è nato questo discorso della casa? Ma guardi, ero a casa dal presidente a cena ed erano un po' di mesi che cercavo un appartamento. E vivendo in centro, abitavo in un monolocale veramente piccolo e mi hanno detto guarda c'è questi appartamenti nuovi, liberi, sono vicini a Mediaset, magari ti fanno anche comodo, ci sono Chi altre... gliel'ha detto? Ma sia Maristel che altre ragazze che già vivevano lì. Però il numero di questa persona, di questo Fabri che era amministratore, ce l'aveva la signorina Minetti. E praticamente tramite lei ho avuto l'appuntamento con questo Fabri, ho fatto il mio contratto con i miei documenti senza avere nessuna garanzia di nessuno, perché comunque io lavoravo, avevo il mio stipendio, quindi non... L'ha accompagnata la signora No, Minetti? no, È tutto andata da sola, sì, da sola. C'era qualche accordo relativamente al pagamento dell'affitto? No, in no, questo- guarda, io sono ancora lì dentro, infatti adesso devo dare il preavviso di 6 mesi per andare via, la caparra tornerà a me, ho fatto tutto da sola, c'è il contratto, tutto a nome mio, niente di... E quindi pagava l'affitto, pagava le spese? Sì, sì, ho le bollette che arrivano a nome mio, tutto intestato a nome mio. Ma sì, no, non solo l'intestazione, ma anche il pagamento. Mi ha detto già che pagava tutto lei. Sì. Non ha mai avuto aiuti. Sì, ho avuto aiuti anche. Allora, ci spiega un attimo Sì, che sì. tipo di aiuti e da chi? Allora, ho avuto aiuti in questi ultimi anni, da quando mi sono licenziata a giugno di 2 anni fa, dal programma sportivo che facevo. Non ho più lavorato perché dovuto a questo grave, secondo me grave danno che ho ricevuto e quindi non ho più lavorato e il presidente mi aiutava con un mensile, quindi mi pagava o le spese o l'affitto, per questo mi ha sempre aiutato, mi è sempre stato Ci sa vicino. quantificare più o meno quanto ha ricevuto? Guarda, dipende dai mesi, Più o meno sul 2005, 3.000, al mese? sì. Questo a decorrere da? Le ripeto, dagli ultimi 2 anni, da quando io non lavoro più in Mediaset. Ok. Lei perché si è licenziata da Mediaset? Perché ho avuto una screzio con il presentatore con cui lavoravo. A fine puntata, chiuse le telecamere, mi ha fatto una battuta spiacevole dicendo adesso andiamo tutti al bunga bunga. E lì mi sono sentita offesa e non sono più voluta tornare, mi sono licenziata. Senza avere altre prospettive lavorative, da Sì, quello che ho capito. perché comunque andavo lì, avevo sempre gli occhi addosso, non ero vista bene. Cioè, per questo. E quindi ha preferito chiudere Lasciare, questo rapporto. sì, sì. Ok. Aveva già altri contatti per altre attività lavorative? No, niente. Dovevo fare l'Isola dei Famosi prima che mi entrassero in casa, era a gennaio, però poi non Gli mi hanno... esami famosi ci L'Isola dei Famosi l'Isola dei è un altro Famosi. programma televisivo. Sì, sì. No. E Conosco. non mi hanno fatto firmare il contratto dovuto a questo scandalo, quindi non ho più lavorato. Quindi aveva avuto dei contatti per fare questo Sì, reality? non a giugno, però a gennaio, era già a gennaio. Dovevo partire alla fine di gennaio. Ho capito, quindi non è più partita perché No. non l'hanno Non più mi presa? hanno, no, non mi hanno più confermato. Ok. E quindi, ripeto, quando lei ha lasciato Mediaset non aveva No, non una avevo prospettiva niente. lavorativa? No.
E come pensava di mantenersi, di pagare l'affitto e tutto il resto? Guardi, io ho una famiglia che comunque ho avuto mio padre che ha lavorato 30 e passa anni, ha avuto un'attività sua, quindi abbiamo casa di proprietà, lavoravano, quindi ho pensato, male che va, torno a casa, non è che ero in mezzo alla strada, comunque ho una famiglia che mi vuole bene, che mi è stata vicino anche in questi anni, quindi male che andava tornavo a casa, non ero in mezzo alla strada. Ok. Senta, parliamo un attimo delle famose cene. Lei è in grado di collocarci il periodo in cui ha frequentato? Sì. Dal 2008, che ripeto, non so se era settembre-ottobre, fino l'ultima cena l'ho fatta al compleanno del presidente dell'anno scorso, però era già un anno dopo lo scandalo che non andavo. Ho fatto un anno di fermo e poi ho fatto la cena del suo compleanno l'anno scorso. Concentriamoci su quelle del 2010, Sì. No, anzi, prima di tutto, così, se ci racconta un attimo qual erano le modalità con cui, prima di tutto, lei come ci arrivava? Io o in taxi o con la mia macchina o con le ragazze che erano negli appartamenti dove Di via vivevo. Oggettina. Sì, magari prendevamo la macchina in tre e andavamo a cena insieme. Ok. Arrivava lì e che succedeva? C'era un aperitivo iniziale in un salotto, ci trovavamo tutte noi, poi arrivava il presidente, si parlava, poi si andava a tavola, c'era la cena con un menù tricolore che era solito durante le cene offrire agli ospiti. Immagino che il numero dei partecipanti variasse. Sì. Mi è successo anche di essere in 4. All'inizio eravamo veramente poche persone, poi negli ultimi anni si è un po'. È aumentato il numero degli ospiti negli ultimi anni. Sì. Volevo sapere, quando eravate poche persone, quindi Sì. proprio all'inizio, a chi si riferisce? Più o meno quanto eravate? Una decina di persone. Una decina di A persone. Roma eravamo sempre comunque non più di 10-15 persone, mentre a Milano era già più sopra i numeroso. 20, sì, sopra le 20 persone. Come era composto? C'era gente dello spettacolo, giornalisti, posso farle un po' di nomi se vuole. C'era Emilio Fede, c'era Carlo Rossella e le tante ragazze che lavorano nello spettacolo, tipo la Claudia Galanti, Aida Jespica, ho visto la Petrone, Sudan Petrone, la Raffaella Fico e poi anche altre, cioè tantissimi, posso dire tantissimi nomi di chi c'era lì. Comunque erano sempre cene con persone già viste. Quindi erano più o meno, si rincontravano sempre le stesse persone? Sì, le Gemelle del Vivo che anche loro lavoravano nello spettacolo, c'erano Maristel Polanco. Ok. Di uomini erano Di presenti? uomini ho visto ultimamente veniva Vittorio Sgarbi con la moglie a cena, è venuta con diversi architetti per dei lavori che doveva fare il presidente e veniva Lei spesso. ha detto ultimamente, ce l'ho Sì, data? prima dello scandalo, 2010-2011. Ok. E in precedenza mi aveva fatto il nome di Emilio Fede e di Carlo Rossella. Carlo Rossella sì, a Roma. A Roma? Sì, Lei ad sì. Arcore non lo ricorda mai, Carlo Rossella? No, lui no. Emilio Fede invece su Milano. Lele Mora? l'ha Lele mai Mora incontrata? anche, sì. Dove? A Roma o ad Arcore? No, ad Arcore, a Milano. Cominciando a parlare di Emilio Fede e Carlo Rossella e Lele Mora, che lei sappia, venivano soli, accompagnati? Guarda, io quando arrivavo non so la gente con chi arrivasse, so che comunque lui arrivava con la sua macchina, col suo autista, sia Lele che Emilio Fede, perché Emilio aveva la scorta e Lele veniva col suo autista, però non so con chi Se venisse arrivava. con qualcuno, Sì. accompagnando qualcuno. Va bene, allora mi stava raccontando come funzionavano queste cene, Sì. ha detto che c'era un aperitivo servito Nel salotto. in salotto, poi questa cena Sospettava che tricolore. arrivassero tutti gli ospiti e poi il presidente ci accompagnava nella sala più grande che c'è nella villa
E ci sedevamo e cominciava la cena dove lui intratteneva gli ospiti sia con discorsi di politica, anche cose successe durante la giornata, e barzellette, canzoni, cose di questo tipo. C'era un cantante, all'inizio c'era anche a Picella, anche a Roma, mentre poi su Milano c'era più spesso questo pianista, cantante che si chiama Danilo, non so il cognome. Sì. E durante la scena mai è successo qualcosa di particolare, No. di strano, di... No. Tutte cose comunque che gli ho detto, tranquille, si cantava, si ballava come delle cene, credo, tra amici. Si ballava, ci spiega? Magari quando lui cantava, c'erano 2 canzoni che lui cantava spesso, una in francese e una in italiano, c'erano tipo delle ragazze che facevano delle mosse così, ma cose tranquille. Ho capito bene, se no me lo precisa, che comunque il numero degli invitati del sesso femminile era, come dire, numericamente superiore Sì. e che si trattava principalmente di ragazze, donne che lavoravano nel mondo dello spettacolo. Sì, la maggior parte sì. Ok. Dopodiché, terminata la scena, succedeva qualcosa? Dopodiché sì, io non mi intrattenevo sempre fino a tardi perché all'inizio lavoravo, quindi non stavo fino a tardi. L'ultimo periodo c'era sotto il teatro, a volte si guardavano delle tipo diapositive, video, delle raccolte fatte da lui sulla politica, delle sue cose fatte nelle piazze d'Italia. Oppure dei film che ha fatto fare a una ragazza che si chiama Michelle, che non mi ricordo adesso il cognome, oppure a volte ci intrattenevamo in questo tipo bar con una saletta con un bancone, tipo, e poi c'era una saletta tipo discoteca dove sempre Danilo metteva su un po' di musica. E si ascoltava la musica o qualcuno Sì, la ballava? musica che si ascolta in discoteca come quella che c'è adesso nei locali. L'ascoltavate seduti o qualcuno ballava? No, si ballava anche. C'è chi era seduto e c'è chi ballava. Allora, vorrei che ci descrivessi un po' questi balli. Guardi, quello che si vede in qualsiasi discoteca, credo in Italia, nel mondo, cioè la gente si Lei alzava mi e deve ballava. scusare, ma io sono anziana, è un po' di tempo che non vado in discoteca. Quindi se mi spiega Scusi. un attimo che tipo... Ah. Balli del momento, tipo, che ne so, non le dico la Macarena, però non mi ricordo adesso i nomi che ci sono adesso di questi balli nuovi, magari si facevano in gruppo, oppure ognuna ballava per fatti suoi, comunque con le musiche di oggi. Venivano fatti spettacoli, Sì, a volte spettacolini? c'erano delle ragazze che si esibivano con tipo burlesque, come hanno detto, però niente di volgare. Ci spiega? Con Cos'è burlesco? con degli abiti tipo, posso dirle, scherzosi, ma niente di volgare. Mi fa un esempio di un abito scherzoso? Oddio. Quello che ha detto anche come si chiama? La Maristel, Cioè? è vestita da suora, chi si vestiva da Ronaldinho, cose così scherzose. Mascherate, sì. Ok. E quindi c'erano questi spettacolini e questi abiti dove si trovavano? Le portavano le ragazze che facevano questi spettacoli. E Tra altre cose vorrei sottolineare una cosa, che ho fatto anche una querela, che è uscita una foto mia vestita da poliziotta di un Halloween del 2009, mi sembra, e l'hanno riportata i giornalisti sull'Unità, mi sembra, come una foto scattata da un'altra persona, riportata nel suo cellulare, e invece era nel mio, con tanto di data, e questa foto io l'ho scattata col mio fidanzato in serie con le altre foto, è stata poliziotta in una festa di Halloween in Corso Como a Ganas. E invece poi è stata riportata come una foto presa da questo bunga bunga, invece non è così. mi ha anticipato, volevo sapere, lei ha mai indossato No. abiti scherzosi, come diceva lei? No. No. Lo spettacolino in cosa consisteva?
Oltre Ma che guardi, nell'indossare durava una questi canzone, abiti. il tempo di una canzone, la ragazza ballava e finiva lì. Lei ricorda spettacoli di danza del ventre? Sì, c'è stata una ragazza tanti anni fa, sì. Non mi ricordo il nome della ragazza perché veramente non posso Era ricordare. solo lei? Sì, sì, lei, mi ricordo lei. E ricorda quindi una sola danzatrice del Sì. ventre? Non ci sono mai stati esibiti gruppi o cose del No, genere? questi No. non li ho visti. Ho visto Capodanno di forse 2009 in Sardegna, ho fatto un Capodanno con il presidente giù nella villa Certosa. C'erano queste ragazze che si erano vestite da Babbo Natale e hanno fatto questo spettacolo in questo teatro sopra il palco. Questo sì, era un gruppo, quello sì. Tra le persone che ballava, che si esibivano, eccetera, c'era anche Nicole Minetti? Ricorda anche Nicole Minetti? No, di lei no. Lei non l'ha mai vista? Sì, ballava ma mai vestita con una maschera, questo no, Ho capito. Nemmeno con abiti maschili? no. Le- Cioè, una- maschile in che senso? Vestita da uomo? Sì, o almeno parzialmente da uomo. No, no, no. Camicia Cioè, e è una cravatta. ragazza molto femminile, quindi non l'ho mai vista vestita da uomo. Ricorda solo abbigliamento femminile. Va bene. Non l'ha mai vista al palo di Lapidenza? No. C'era questo palo di Lapidenza? Sì, sì, c'era un palo. Che qualcuno usava? Di tanto Sì, in se tanto? qualcuno si avvicinava, ripeto, chi ballava comunque ci girava intorno, non è che era lì a far niente, c'era. Ok. Durante questi balli, queste esibizioni, eccetera, eccetera, gli ospiti, il presidente e i suoi ospiti Presidente uomini non- dove stavano? Il presidente stava sempre seduto su una poltrona e lui praticamente ha fatto un fioretto, così raccontava, che non poteva ballare, infatti non l'ho mai visto ballare. Perché aveva fatto un fioretto che non Sì, poteva così mi aveva detto, così diceva, così Così raccontava a diceva. noi, sì. Durante il ballo capitava che qualcuna delle ospiti femminili si avvicinasse al presidente o ai Sì, suoi magari ospiti lui faceva i maschili. complimenti per la bellezza di una ragazza, ma niente di strano. Cioè. Aspetti, faceva complimenti e parlare. Io le ho Sì. chiesto se c'erano dei contatti No, no, no. fisici, No. intendo. Ho sentito di questa cosa, ma no. Lei non ha mai No, assistito no. a toccamenti No. reciproci del seno, delle parti intime? No. Ok. Senta, allora, questa è la descrizione in generale. Lei riesce a collocare, parliamo del 2010, le occasioni in cui è andata a Cena d'Arcore? Guardi, le date non so dirle date per date, però a quantificarle credo a Trentino, cioè una volta al mese sicuro andavo, quindi non lo so. Cominciamo per esempio a parlare di febbraio. Ricorda qualche occasione particolare? Febbraio 2010 prima dello scandalo, quindi? Eh beh sì, ben prima. Sì. Le prime notizie sono emerse a fine del 2010. Sì. Quindi ricorda qualche occasione particolare, qualcosa è accaduto in particolare? No, perché erano quasi Febbraio, sempre uguali le marzo. cene, quindi non... Che mi ricordo qualche evento particolare dovuto a che cosa, scusi? Cioè non... Qualcosa che si stacchi da questa descrizione, come dire, della ordinaria delle cene, degli eventi che lei ha fatto prima? No. Lei ha mai conosciuto Ruby? Sì, l'ho incontrata a cena dal presidente 2 volte e poi anche lei, io uscendo nei locali, quindi le persone che frequentano Milano le incontravo in giro nei locali e l'ho vista anche in diversi locali più volte. Allora, parliamo invece delle volte che l'ha vista Sì. dal Presidente. Cerchiamo di capire qual è la prima volta, per esempio. Non mi ricordo la data. No, più o meno. Ok.
Parliamo sempre del 2010? Sì, sì, sempre prima dello scandalo, perché Ruby è lei che ha fatto tutto lo scandalo. E allora, che è successo la prima volta che lei ha visto Ruby dal Presidente? È successo qualcosa in particolare? No, che io mi ricordi no. Era già venuta, che lei sappia, era già andata in altre occasioni diverse prima di lei? Cioè, Chi Ruby prima di se me? quella era la prima volta, quando lei l'ha vista, che Ruby andava a casa del Presidente. Io non le so dire questo, non è che ogni volta che andava qualcuno chiamavo per sapere chi era andato, quindi non lo so. Io l'ho vista lì 2 volte a cena, sa dirle. E mi è capitato 2 che volte. Ruby si presentasse ai presenti raccontando la sua vita, la sua storia? Sì. Allora, Mi ha fatto vedere anche dei segni che aveva delle cicatrici ci in racconta testa. un attimo che cosa ha detto prima di tutto. Praticamente aveva raccontato nel salotto che quando era piccola il padre gli ha buttato o l'acqua o l'olio caldo in testa e quindi aveva questo buco, gli mancavano Un segno. Sì, un segno particolare in testa. E della sua famiglia ha raccontato Della sua qualcos'altro? famiglia, sì, lei raccontava che era prima scappata di casa, poi invece in un secondo momento mi aveva raccontato che era figlia di una cantante famosa araba e che era metà egiziana, metà brasiliana. Adesso non mi ricordo chi dei 2 dei genitori fosse brasiliano o egiziano. Però diceva che questa madre ci aveva fatto vedere anche le foto, che era una mamma famosa, che era una cantante famosa, molto bella, che ho visto anche in questo video. Però già lì la cosa mi sembrava strana, perché non le assomigliava. E poi comunque questa donna era molto giovane, quindi ho pensato che non poteva essere la madre. E poi che comunque era maggiorenne, diceva che aveva 24 anni e poi come è successo, come si è visto che era minorenne. Perché comunque anche a vederla l'aspetto di Ruby è di una donna, di una ragazza matura. Io ho una sorella di 18 anni, in confronto a lei sembra la figlia, diciamo. Cioè veramente sembra molto grande. Senta, lei ha capito come era arrivata lì ad Arcore? No, questo no. Non Perché sa se comunque era quando stata- io, le ripeto, quando arrivavano persone nuove non è che chiedevo come sei arrivata o come hai Se le conosciuto. era capitato chiacchierando No. So che in quel periodo là cercava un appartamento perché doveva andare via di casa da un'altra sua amica, mi aveva chiesto anche a me se la ospitassi, ma io ho rifiutato, non conoscendola, e poi uscivo da un'esperienza di convivenza con un'altra ragazza che era finita male, e quindi ho detto non voglio nessuno in casa, mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Quindi. Ma questo era il periodo in cui lei già aveva avuto la disponibilità, aveva già fatto il contratto di affitto per la casa di Via Oggettina? No, prima ancora. Era precedente? Sì. Quando lei viveva nel monolocale? Sì. Ero appena andata via da un altro appartamento grande con cui vivevo con un'altra ragazza, con cui avevo fatto un lavoro, un reality. E Ruby cercava una E collocazione? Ruby cercava una casa, sì. Poi l'ha incontrata altre volte, ha detto Ruby? Sì, l'ho rivista in una discoteca una sera. No, parliamo sempre di a cena Arcore, 2 poi volte, dopo sì. magari. A cena dal presidente 2 volte. Nella prima occasione lei ricorda questa presentazione in cui ha parlato Sì, di sua madre, eccetera, eccetera. Voleva colpire con la sua storia un po' triste, diciamo. L'ha raccontata davanti a tutti, no? Sì, La presenza di tutti. sì. La volta successiva? Ricorda qualcosa di particolare? Quanto tempo dopo? Ma credo dopo 1 o 2 settimane, cioè subito dopo. E poi non l'ha più vista? No, poi ripeto, la vedevo, l'ho vista in Buenos Aires, l'ho vista in un locale, ma in casa del presidente non l'ho più vista. E lei invece ovviamente continuava ad andarci. Io Che sì, periodo ripeto, andavo parliamo? spesso. 2010, dopo l'uscita del reality, dopo 5 mesi, adesso non so dirle bene i mesi, il periodo, però lo frequentavo spesso il presidente. Ok. Ruby poi mi ha detto che l'ha incontrata anche fuori, nei Sì. locali, eccetera, eccetera. Era in compagnia di qualcuno? Lei era fidanzata con un ragazzo che lavorava come personal trainer in una palestra che io frequentavo prima di conoscerla, e quindi l'avevo salutata perché conoscevo anche lui e l'ho incontrata in questo locale a Milano.
E questo ragazzo come si chiama? Antonio, cioè io lo chiamo Avatar, mi scusi il soprannome però Comunque si chiama Antonio. sì, mi sembra di sì. E fa il personal trainer in quale palestra? Alla Downtown. Al downtown. Ok. Senta, lei sa, perché immagino che ne abbia avuto notizie anche sui giornali, eccetera, che nell'ambito delle indagini sono state effettuate delle intercettazioni telefoniche, Sì. eccetera, eccetera. Allora, cominciamo a parlare in generale. Lei con chi delle persone che frequentavano la residenza del Presidente ha avuto contatti telefonici? Ma con tutte le ragazze che vivevano nell'Olgettina, perché comunque eravamo amiche, uscivamo tutte insieme, cioè eravamo quasi tutti i giorni insieme, cenavamo, uscivamo insieme, andavamo a ballare, non è che frequentavamo solo la casa del Presidente, eravamo amiche, quindi o chi lavorava insieme o uscivamo insieme ci frequentavamo. I contatti quindi erano per prendere accordi, per uscire, per vedersi? Sì, per... vacanze insieme o per andare a cena o lavoro, qualsiasi cosa, comunque eravamo sempre insieme. Il palazzo era quello, quindi una stava proprio nel mio pianerottolo anche, c'eravamo tutte nello stesso palazzo. E rispetto alla frequentazione, alla partecipazione alle cene, piuttosto che quello che era accaduto, piuttosto che, non so, commenti su come era andata la serata, con chi ne ha avuti in particolare, se ne ha avuti? Ma si parlava dopo cena, quando tornavamo a casa, sia con le ragazze, le ripeto, con cui praticamente vivevo tutti i giorni, con la Aris Espinosa, la Marister Polanco, anche per telefono? la Ioanna, sì, anche per telefono. Usavamo anche una chat che c'è in questa funzione, in questo cellulare che si chiama BlackBerry, anche scherzando, stavamo sempre in contatto comunque. Ok. Tornando alle cene, lei ha detto che a un certo punto lei ha cominciato a trattenersi un po' di più perché non lavorava più e quindi si fermava anche al dopo cena. Sì. Come finiva la serata? Ognuno andava a casa sua, prendevo, se ero in macchina tornavo con la mia macchina o con chi ero venuta. Qualcuno riceveva dei contributi economici? Guardi, il Dal Presidente ha Presidente? sempre, le ripeto, a me mi ha sempre aiutato e ha sempre aiutato chi aveva bisogno. Quindi... In occasione delle cene stiamo parlando, eh? Cioè se al termine, durante... durante la cena no. Durante la cena no, al termine delle cene... Guarda, c'era chi chiedeva sia il lavoro che un aiuto economico, quindi magari a fine serata chi diceva ti ricordi allora di vedere per il lavoro, che ne so, che gli aveva magari parlato prima o nei giorni prima, non lo so, oppure chiedevano un aiuto economico e a volte aiutava con aiuti economici. Cioè consegnava il denaro davanti a voi o erano... No, so che comunque li dava, davanti a me non l'ho mai visto dare, però so che aiutava le persone. Come aiutava me, quindi aiutava anche gli altri. C'è una persona di cuore, quindi so che aiutava anche gli altri. Che le sappia, qualcuno si è mai fermato a dormire ad Arcore? Guarda, nel periodo che ero io lì, no, adesso so che vive con questa ragazza che si chiama Pascal, infatti l'altro giorno ero andata a trovarlo e lei era lì vive lì, c'è lì anche il suo cane. Lei non si è mai fermato a dormire ad Arcore? No. E al di là, lei adesso mi ha parlato di una convivenza, Sì. ma io parlavo di una ospitalità per la notte.
volte, che lei sappia? Guardi, solo in Sardegna quando siamo rimaste lì 3 giorni, quindi la Villa Certosa è immensa, è tipo un paese, quindi avevamo ognuno fuori dalla villa, ci sono altri appartamenti, altre case, e ho dormito in una di queste case. No, io parlavo di Arcore. No, ad Arcore no, Palazzo Grazioli neanche. Perché... Lei no, e non ha mai visto nessun'altra no, fermarsi? no. Che lei sappia, lei ha detto che appunto poteva capitare che il Presidente, come dire, aiutasse con delle somme in denaro. E che questa cosa non avveniva pubblicamente, veniva data in busta. Magari anche per rispetto delle persone, per non far vedere i problemi che uno aveva, cioè, penso. Certo, e veniva dato, che le sappia, prima di tutto dove? Nello studio? Guarda, io quando ricevevo qualcosa da lui magari andavo anche durante il giorno, non è che li ricevevo di Io sera. sto parlando di quello che avveniva dopo le scene. Le ripeto, che dava buste, queste cose qua, come dice lei, io non le ho viste. So che aiutava, questo posso confermarglielo. Senta, altri regali? Sì. Regalava ogni cena, c'era comunque un presente, c'era un foulard o dei gioielli di poco valore, tipo dei ciondoli con delle farfalle, degli anelli, cose così. Per tutte le ospiti? Sì, arrivava con un vassoio dove c'erano tipo tante scatole dove ognuna sceglieva magari il colore, quello che piaceva di più. Ma anche per gli uomini, c'erano anche le cravatte che regalava agli uomini. Senta, allora, parlando sempre di lei, lei ha mai avuto, oltre questa frequentazione, questa relazione amicale con il Presidente, una relazione di altro tipo con lui? Sentimentale, affettiva, sessuale, che sia? Affettiva sì, ma a livello di tipo come un padre, cioè lui conosceva anche la mia famiglia, ha conosciuto mia madre, mio padre, i miei fratelli. A Pasqua dell'anno scorso mi ricordo che siamo andati tutti a casa sua a trovarlo per fargli gli auguri. Era un amico, una persona di cui potevo fidarmi, se avevo problemi, confidarmi, sapevo che lui c'era sempre stato. Altri tipi di relazione, No. sentimentale o sessuale che sia, no? No. Va bene, allora cerchiamo di individuare, ho cercato di individuare alcune scene particolari, avrei necessità di chiarire anche un'altra cena. Sì. Allora, lei ricorda se in occasione di una cena ha conosciuto Ambra Battilana e Chiara Danese? Guarda, l'ho vista adesso e ho visto che è una bella ragazza, me la sarei ricordata. Lei non l'ha mai vista? No, lei no. Cioè, sì, qua può... Ma lei non ha mai partecipato con una selezione di Miss Italia? Sì, tanti anni fa, ma penso che Ambra è molto più piccola di me, io ho 35 anni. Ho fatto Miss Italia nel 2001, quindi parlo di anni fa. Quindi nella sua selezione non c'era ovviamente. Ma posso ricordarmi di una ragazza di 15 anni fa? Cioè, se l'ho vista a cena le dico c'era, ma di 15 anni fa eravamo talmente tante ragazze al concorso che magari c'era, però magari non lo so. Sì, 6 anni non poteva. Era piccola, penso, Sì. infatti. Va bene. E Iris Berardi? La conosce? Sì, abita nel mio palazzo, non la vedo da tanti mesi, da prima di Natale, e anche lei veniva a cena dal Presidente. Non la vede perché non c'è la Iris? Che lei sa? Guardi, io ultimamente sono sempre via, come gli ho già detto, sono sempre fuori Italia, quindi quando torno, rientro, non l'ho più vista nel palazzo, non la chiamo, quindi sono più di 6 mesi che non la vedo e non la sento.
Perché lei adesso che lavoro fa? Ha detto che lavora all'estero. Ho brevettato una linea di abbigliamento con una mia amica, che anche lei è coinvolta nello scandalo. Si chiama? Alessandra Sorcinelli. Abbiamo depositato il marchio qui alla Cicogna, in via Senato, e stiamo producendo una linea di bikini. Provo a cambiare settore, lavoro comunque a 35 anni e voglio fare la mia vita e non voglio più chiedere comunque Il aiuto a marchio nessuno. È depositato alla Cicogna, sì. Si chiama Black Dachshund. Ok, e la promozione la fate in quali stati? All'estero, guardi, a Miami. A Miami? Sì. Mi scusi, prima l'ho interrotta, lei mi diceva che non vuole più ricevere aiuti perché li riceve ancora? Sì, ancora mi aiuta, guardi. Fino al mese scorso ho ricevuto sul mio conto i 2.500 euro dal Presidente. Ok, devo chiedere un'altra cosa, ma mi sono dimenticata. Vabbè, magari mi ritorna in mente, ho altre domande, passo comunque la parola alle parti. Sì, certo. Allora, il pubblico ministero, buongiorno. Mi muovo nel perimetro, per la verità abbastanza ampio, dell'articolo 507, cioè delle domande fatte dal signor Presidente a nome di tutto il Tribunale. Ho annotato tutte le domande e tutte le risposte, quindi per sintesi ovviamente. Allora, signora Guerra, Sì. Innanzitutto lei ha detto che dalla signora Minetti si accontenterebbe di una lettera di scuse. Sì. Ecco, giusto? Sì, sì. E ne ha spiegato le ragioni, perché la signora Minetti l'avrebbe in qualche modo additata, Sì. come, mi perdoni il termine, come escort, Sì. e questo le avrebbe dato molto fastidio, l'avrebbe profondamente irritata, innescando una reazione tipo giudiziaria, ovvero lei si sarebbe costituita parte civile per il tramite dei suoi difensori. Ma quello che è scritto nell'atto di costituzione civile lei lo aveva letto, cioè ovviamente sì. Certo, so che lei è indagata e comunque per un Sì, altro ma l'atto tipo di costituzione civile e l'imputazione che riguarda lei l'ha letta, aveva una contezza, una cognizione, conosceva l'accusa? So per quello che è indagata. Perfetto, So. benissimo. Senta, ma lei ha avuto risarcimenti, emolumenti di denaro direttamente dalla Minetti o eventualmente da terze persone con riferimento a questa vicenda? No. Terze persone? No, mai. No, quindi lei non ha preso soldi su questa guarda. questione, lei non sono genere. Benissimo. Devo ancora ricevere la lettera di scusa. Deve ancora ricevere la lettera di scuse. Quindi la signora Minetti ha avuto un contatto però con la signora Minetti su questa Tramite lettera. avvocati? Tramite sì, avvocati. tramite gli avvocati. Le ripeto, come ho detto al pubblico ministero, che l'ho incontrata in un locale. Al signor Presidente. Scusi, al No, Presidente. si figuri, è un errore problema. terminologico, non è- concettuale. Mi scusi. E in questo locale l'ho incontrata, poi tramite il mio avvocato e il suo legale si sono parlati per avere un chiarimento. Benissimo. Quindi lei, mi Senza scusi, nessuna retribuzione, senza No, nessun no, va bene. compenso. lei la revoca della Costituzione di parte civile l'ha fatta in prevenzione in attesa di una futura lettera. Sì, doveva essere già. Dovevo già averla ricevuta, sinceramente, quando ho tolto la parte civile, ma ero all'estero. Quindi il mio avvocato ha ritenuto di toglierla, comunque dicendomi che era in ballo questa lettera, che comunque c'è. Ritengo col suo consenso. Sì, certo. Quindi lei si è costituita a parte civile, ma io questo vorrei capire, signora Guerra, mi scusi, ma prima di costituirsi, Sì. che comunque è un atto giuridico che viene versato al Tribunale, che tanto per dire lei ha sbagliato il nome, ha un ruolo completamente diverso dal pubblico ministero e dagli avvocati ovviamente, e aveva provato a contattare la Minetti dicendogli guarda io mi costituisco, No, però no. se tu mi chiedi scusa non lo faccio. No, non l'ho mai fatto. Ecco, ma perché non aveva ritenuto Perché ero di farlo? arrabbiata, ero molto arrabbiata e ho agito di conseguenza. E poi questa rabbia è decantata, cioè è sbollita? Guardi, mi ripeto, dopo 3 anni di giornali dove mi trovo la mia foto con tanto di escort, sono anche stanca, capisci?
Senta, ma quando la Minetti l'avrebbe additata come escort? È il giorno che si è presentata in tribunale dicendo che lei non era la persona che portava le ragazze, ma il Tarantini era la persona che portava... Quindi in un articolo di giornale. Guarda, io l'ho letto su un giornale. Un'affermazione comunque uscita dalla sua bocca, sono sue parole. Sì, ma sulla base di un articolo di giornale. Non davanti al tribunale. Non davanti a un organo giudiziario, che sia il CUP o che sia il tribunale. No, non lo sa questo? Pensavo che era riportato in tribunale, sinceramente. Ma lei non ha ritenuto quantomeno di verificare che fosse vero? Ora, per carità, grande fiducia nei giornalisti, ma era un'intervista, diciamo, televisiva o scritta? No, io ho letto sul giornale, su internet. Quando ho visto su internet? Sì, è sul giornale. Quando ho visto il mio nome scritto così, in questo modo, associato a Tarantini, mi sono girate le scatole e l'ho... Ma lei a Bari è sottoposta a procedimento penale o viene indicata come una delle ragazze portate dal signor Tarantini? No, io sono... Io lo ripeto, l'ho conosciuto a casa del Presidente. Non mi interessano gli altri procedimenti, volevo capire la sua qualifica. È indicata come persona offesa? Guarda, io non lo so, lo chiedo al mio avvocato perché... Sì. Vedo che l'avvocato annuisce. Quindi... Tant'è che si è costituita parte civile. Mi scusi, una domanda però, mi scusi se intervengo. Sì. Però a fronte di una roba del genere, a me verrebbe spontaneo dire, la querelo. Io faccio una bella querela perché mi ha diffamato, perché ha detto che mi stia a sentire, perché sono... Non di costituirsi parte civile in questo processo. Volevo un risarcimento, anche per quello ho pensato di farlo così. Appunto. Ma siccome che avevo fatto un'altra querela per la poliziotta, come l'ho detto, nel 2010... Allora, lei, prima di costituirsi parte civile, si è rivolto a un avvocato? Certo. Che le avrà spiegato qual è la situazione. Sì. Nel giudizio che stiamo celebrando oggi, sì. La signora Minetti è chiamata a rispondere di favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Quindi chi vanta un preteso diritto al risarcimento lo vanta in riferimento a queste condotte. Okay? Sì, questo mi Mentre chiaro, invece se io dico io non sono questo e tu dici queste cose sui giornali, vanto il diritto al risarcimento sulla base di un'imputazione diversa. Ma io non faccio... Mi hai diffamato. Sì, questo lo so, ma io non faccio l'avvocato, mi sono affidata a una persona che comunque parlando mi ha aiutato. Scusi, avvocato, sto conducendo l'esame. Allora, io posso consentire che voi, non posso consentire perché intervengo, che voi interveniate quando, ma sulle domande del collegio mi fate la cortesia di stare tranquilli. No, non scuso e l'invito a accomodarsi. Anche sugli interventi del collegio le difese possono intervenire, lo prevede la Cassazione, quindi non è vero quello. Allora, mi fa fare la domanda e non mi interrompe. Allora, lei quindi mi sta dicendo che il suo difensore... Sì, prima avevo un altro difensore. Quello che sia, non stiamo facendo un problema di individuazione del... la persona tecnica a cui si è rivolta, quindi lasciamola senza nome, le ha consigliato per ottenere il risarcimento del danno rispetto a questa affermazione diffamatoria nei suoi confronti, di costituirsi parte civile in questo processo. No, sono anch'io che ho voluto comunque, perché ero molto arrabbiata e ho detto vado contro di lei come parte civile. So benissimo che lei era indagata per un'altra cosa, però quando sarei venuta qui in aula avrei spiegato il motivo per cui l'avrei fatto. Va bene, prendiamo atto, prego. Bene. Senta, signora Guerra, prendo atto della sua spiegazione naturalmente. Lei ha detto che furono la Polanco e le altre ragazze che partecipavano alle cene di Arcore ad indicargli la possibilità di disporre di una casa in via Oggettina, è corretto? Sì, sì. Io ho, tra virgolette, verbalizzato, ho scritto letteralmente la sua risposta. Ma il contatto con Fabbri lo aveva la Minetti, è corretto? La signora Minetti, che si interessò perché lei
le domando, la Minetti si interessò perché lei ottenesse la disponibilità della Sì, casa? sono stata in quel palazzo a trovare la Maris del Polanco e quindi avevo visto com'era il palazzo, la zona mi piaceva, è attaccato a Mediaset dove io lavoravo, ho detto vabbè mi trasferisco. Benissimo, perfetto. Ma la signora Minetti si interessava del pagamento delle bollette? No, ordinava i rapporti fra voi ragazze che disponevate di appartamenti in via Oggettina? Dei miei no, perché le ripeto, il mio è intestato a nome mio, ho il contratto a nome mio e le spese Quindi arrivano... l'affitto lo pagava lei, signora? Sì, sì, arrivava tutto sul mio Ma conto. lei si rivolgeva qualche volta, io anche così, diciamo, direi nel suo interesse, tenga presente che ci sono le intercettazioni, Sì, sì. nel suo interesse processuale naturalmente. Ecco, lei si rivolgeva qualche volta al ragionier Spinelli Sì. per avere dei contributi? Sì, sì, da Spinelli sì, dalla Minetti no. Benissimo, ma anche in riferimento alle case di via Oggettina, cioè al pagamento dell'affitto, si rivolgeva a Spinelli? Certo, mi aiutava tramite il presidente, come ho detto prima. Perfetto. Però la Minetti non mi ha mai dato €1 per pagare il mio affitto. Quindi l'assunto che lei versa in questa sede, l'affermazione che fa è che la Minetti, a parte presentarle fabbri, Sì, non ho... non ha avuto nessun ruolo. No. E in riferimento alle altre ragazze di via Oggettina, le Questo, risulta guarda, che la Minetti invece avesse un ruolo, si occupasse so di che prendere le le case- bollette, pagava gli affitti? So che le case, tante case, appartamenti erano intestati a nome della Minetti o del padre, adesso non so di chi, anche perché ho visto aprire un appartamento poco tempo fa dove c'erano delle cose di una ragazza lasciate lì, cambiavano la serratura, comunque il mio appartamento era a nome mio. Benissimo, lei ha risposto, cioè la Minetti per quanto riguarda il suo appartamento non c'entrava nulla, salvo averle presentato il Certo. signor Fabbri, ma era presente alla stesura del contratto? No, mi aveva la dato il Minetti? numero, io sono andata giù Basta. nel palazzo e ho fatto tutto con questa persona, che poi hanno licenziato, purtroppo. Tutte le ragazze che avevano una casa in via Oggettina 65, se ci può dire i nomi, scusi signora? Allora, Joanna Visan, Maris del Polanco, Iris Berardi, Larissa Espinosa, Elisa Todi e... E lei? E la Iris Berardi l'ha detto? Sì, sì. Una delle due gemelle di Vivo. E poi Ah, è naturalmente vero, che non- le gemelle sì, di Vivo. c'erano e non c'erano. sinceramente. C'erano, nel senso ce l'avevano la casa o no? Avevano la casa ma stavano veramente poco. Sì, però la disponibilità Sì, c'era, dell'appartamento la casa ce l'avevano. c'era, sì, sì. Queste ragazze frequentavano l'abitazione del dottor Sì, Berlusconi? sì, tutte. Tutte. E quando capitava che andavate insieme? Sì, l'ho già detto, sì. Capitava che andavate anche in macchina insieme? Sì, sì. Lei è mai andata con Mora ad Arcore? No, mai. O lei ha avuto rapporti di lavoro con Io, con guardi, il signor Mora? Ho lavorato dopo la fattoria con il signor Mola, ho fatto delle serate fatturate, quindi Sì, sono ma registrate. è un processo per violazioni No, fiscali, io non vada sono- oltre. Quello che le sto dicendo... No, sono chiara su tutto, no, non perché per dire. non vorrei ma essere quello che le sto associata dicendo, poi a una no, quello che le sto persona. domandando è se lei aveva rapporti professionali Sì, col signor Delle lavorativi Mora. con l'agenzia del Mola che facevo delle serate. Sì. Benissimo. Lei ha detto che a casa del dottor Berlusconi c'erano Emilio Fede, Carlo Rossella, Ida Jespica, ha incontrato Sì, ho Raffaella incontrato. Fico, Petrone, la signora Polanco, sta signora Petrone, la signora Polanco e via dicendo. Carlo Rossella l'ho visto solo a Roma, testuale, ha detto. Lei è sicura di non averlo visto ad Arcore, signora? Guardi, sinceramente non mi ricordo. La invito a riflettere su questo perché le spiego le ragioni. Perché a noi risulta che lei fosse ad Arcore il 19 settembre del 2010. E attraverso le operazioni di intercettazione, Sì. l'analisi delle celle radiobase agganciate dai cellulari, risulterebbe una sua presenza, risulta una sua presenza Sì. compatibile, diciamo, con questi dati processuali che secondo noi sono univoci. E in quell'occasione ci sarebbe stata lei, la signora Barizonte Lisne intesa Lisa, Sì. Berardi Iris, Cipriani Daltorio Francesca, De Vivo Leonora, De Vivo Imma, Espinosa Risleida intesa Aris, Barbara Fagioli, Raffaella Fico, Garcia Polanco Maria Ester, Gonzales Pablo Diana Altagracia, Barbara Guerra, giusto appunto, Leoni Ludovica, Miriam Loddo, Nicole Minetti, Morali Elena, Nigro Raffaella, Regato Giovanna, Scorchina Raissa, Toti Elisa, Tumini Milania, Bijan Ioana, detta Annina, di cui lei ha detto, Yushak Marianna, Emilio Fede, Carlo Rossella e altri. Allora, noi intesi come pubblici ministeri abbiamo interrogato la signora Melania Tumini e poi la signora Melania Tumini è stata esaminata in dibattimento, era una delle ragazze presenti.
Le anticipo che la signora Tumini ha dato una certa descrizione di questa serata, mentre altri testi hanno dato una descrizione opposta, molto diversa. Chiaro? Quindi tenga presente questa differenza, glielo dico per correttezza. Però la signora Melania dice che già durante la cena, Melania Tumini, la dottoressa Tumini, già durante la cena sarebbero partiti dei balletti, dei trenini, con delle interazioni, diciamo, fisiche tra le persone, nel senso che le ragazze si spogliavano, si sarebbero avvicinate agli uomini presenti e poi questo atteggiamento sarebbe proseguito nella cosiddetta sala di vita discoteca, che sarebbe sempre secondo questo assunto dichiarativo denominata Bunga Bunga, e qui i contatti fisici delle ragazze con gli uomini presenti sarebbero stati più pregnanti. Questa è la descrizione, signora Guerra. Ci sono delle ragazze che in riferimento alla stessa cena escludono questi fatti. Lei che ne dice? Sono avvenuti questi fatti? Questa Melania Tonini. Un'amica della Minetti, questo è un dato processuale, si può dire, portata, poi lasciamo stare la rilevanza, quella sera dalla signora Minetti. Non ho mai visto un uomo toccare una donna in quella casa, prima di tutto, e non mi ricordo che c'era Carlo Rossella. Perfetto, quindi 2 risposte. Escludo di avere mai visto momenti di contatto erotico, diciamo così, di qualsiasi natura, all'interno dell'abitazione del dottor Berlusconi, e non conosco questa signora Tumini, corretto? Non so chi sia, veramente. Magari se la sto vedo, sì, però il nome lasciamo stare le individuazioni e le ricognizioni. Lei non se la ricorda? Non ricorda di conoscere, di averla conosciuta. Però l'assunto, lei dice, io non ho mai visto contatti sessuali, erotici a casa del Presidente. È corretto? Sì, sì. È corretto. Bene. Lei ha visto ad Arcore Mora e Fede? Sì. Signora, l'ha già detto. Si ricorda se erano presenti quando era presente Elma Ruga Karima detta Ruby? Cioè se le serate, lei ha descritto 2 serate in cui c'erano Mora e Fede, c'era anche Ruby. Io non posso però può essere, se no poi non è che magari dico involontariamente... può essere involontario, è che non posso ricollegarmi tutte queste cene che ho fatto con tutte le persone insieme in quella cena, in determinata cena, capisce? Se andavo 2 volte le dico sì, è stata non so quante volte, non mi ricordo. Ma le risulta che Ruby, se le risulta naturalmente, sì. Se le risulta, sottolineo, che Ruby conoscesse Fede o Mora o Fede e Mora. Ho sentito che conosceva Fede tramite il concorso. No, però attenzione signora, adesso veramente intervengo con uno spirito di garanzia, ma l'ha sentito perché l'ha letto sui giornali o l'ha sentito durante quelle serate? No, durante le serate no. Allora lasci stare. Allora, lei ha detto che a volte c'erano delle ragazze che si esibivano tipo burlesque, ragazze vestite da suora, da giocatore, diciamo senza fare nomi, e come ha detto la Maristelle, ha aggiunto lei. Sì, so che era venuta in tribunale a dire... Ma lo sa perché l'ha letto sui giornali? Sì. Oppure ha parlato con la giornali. Maristelle di questa cosa? No, ho visto anche l'intervista sul giornale. Benissimo. So che ha fatto anche altri nomi, però non vorrei offendere le persone. No. Non è questo il problema. Lei dica quello che è conforme a verità, perché ovviamente è un test, se vuole fare i nomi li faccia, se è rilevante. Non ho mai personalmente effettuato spettacoli di burlesque. Ho visto tanto tempo fa una ragazza che effettuava la danza del ventre. Sì. Tanto tempo fa è nell'anno 2010? Credo di sì. Si ricorda se era il 7 luglio 2010 e se la ragazza si chiamava Maria Magdum? Ma mi ricordo che si chiama Maria, sì. Maria. Però non mi ricordo la data. Si ricorda, quindi lei, signora, era presente alla serata del 7 luglio 2010? Cerchi di fare un po'... Se c'era lei che ballava, sì. Siccome io non sono un testimone, ma sono il pubblico ministero, Lo so, ma non mi posso ricordare le date. non voglio influenzarla attraverso le mie conoscenze investigative. No, so che c'era questa ragazza, Maria, che aveva ballato questa danza del ventre. Chi l'aveva portata? Vediamo di circostanziare i fatti. Questo non lo so. Si ricorda se l'aveva portata Mora? Non lo so. Si ricorda se c'era Fede quella sera? Si ricorda una ragazza che ha fatto la danza del ventre. Sì. La stessa questione, signora. Se ci riferiamo alla serata del 7 luglio 2010, la signora Maria Magdum ci racconta che dopo aver effettuato la danza del ventre ed essersi andata a cambiare per indossare abiti, tra virgolette, civili, cioè non da danzatrice del ventre, civili nel senso di normali, sarebbe rientrata nella saletta di Bita Bunga Bunga, sempre secondo quello che dicono i testi, avrebbe visto la solita scena, balletti erotici e toccamenti. Lei ricorda niente di tutto questo? Il 7 luglio ha già detto di no. Anche perché questa ragazza l'ho vista una volta e
non lo so cosa mi ha raccontato e Comunque, perché lei non ha visto nulla. Allora, le si sta chiedendo se ha ricordi rispetto a quella sera in cui c'era stato lo spettacolo Danza al ventre di balletti con toccamenti lascivi, erotici, eccetera. No. Lei ha detto che Nicole Minetti ballava ma non si travestiva, non l'ho mai vista secondo lo schema del burlesque, Certo. Non l'ha mai vista? no, travestita da qualcos'altro O spogliarsi, No, fare no, degli no, spogliarelli, no. perché le dico che ci sono dei testimoni, sempre per correttezza, che invece Che l'hanno dicono che la signora Minetti si sarebbe denudata, parzialmente o totalmente. no, io non l'ho Non mai le vista. risulta. Senta, lei ha detto che Ruby, El Marug Karina, l'ha vista 2 volte. Lei si ricorda se la prima volta in cui lei ha visto Ruby era la prima volta in cui Ruby andava ad Arcore? Sì, era la prima, credo. Era la prima volta. Benissimo. Come fa a dirlo? Perché raccontava la sua storia, quindi presumo fosse la prima volta che arrivasse ad Molto Arcore. bene. Ruby fece vedere i segni sulla testa delle percosse, diciamo così, del padre, cioè che gli aveva buttato dell'olio bollente Sì. sulla testa. Disse di essere figlia di una cantante famosa egiziana e di padre brasiliano, poi dice non mi ricordo bene qual era la nazionalità dell'uno o dell'altro. Corretto? Sì, Il sì. riassunto, la mia personale verbalizzazione. Senta, ma Ruby fece riferimento a una parentela con un esponente politico straniero? No, in quella circostanza no. No, io mi In altre riferisco circostanze? esatto, a Hosni Sì. Mubarak. Mi In è altre su- circostanze? Sì, perché la sera che è stata arrestata la Ruby, Diciamo portata in questura, sì, via. vabbè. Sì. La signorina Miriam Loddo mi ha chiamato per raccontarmi quello che era successo con la Ruby e quindi mi Allora, disse visto che questa siamo cosa. nel perimetro di questa domanda, ce lo racconti. Mi disse che avevano arrestato Ruby, che era dentro una caserma, che era minorenne, che aveva scoperto che era la nipote di Mubarak. E che Aveva scoperto quella sera, Loddo? Sì, in quel pomeriggio, e che non sapevano cosa fare. Gli ho detto, guarda, io non ne voglio sapere niente perché... La Loddo l'aveva scoperto. Sì, E la come l'aveva Loddo- scoperto la Loddo che era nipote Perché di era Mubarak? in caserma con lei, la Ruby aveva chiamato lei. E quindi Miriam era in difficoltà, mi ha chiamato, gli ho detto, guarda, io non voglio saperne niente, me ne tengo fuori, chiamo qualcun altro. Ma l'aveva scoperto perché gliel'aveva detto Ruby? Eh sì. Mentre era in Credo- caserma con credo lei? di sì, certo. Quindi, signora Guerra, lei ha detto che Ruby nel corso di queste 2 serate, segnatamente nella prima serata, fece vedere questi segni raccontando una storia penosa, insomma, di percosse, Sì. maltrattamenti, quello che è. Disse di essere figlia di una cantante famosa egiziano, di padre brasiliano, eventualmente interscambiando le generalità. Non disse di essere parente del No, rais no, egiziano Mubarak, No. ma disse di essere maggiorenne, ovvero di avere 24 anni. Sì. Corretto il mio Sì, riassunto? Proprio corretto, Sì, dico, sì. intellettualmente e lessicalmente. Bene, allora le domando, quindi sostanzialmente per quello che le riferisce la Loddo, lei e la Loddo stessa venite a sapere che Ruby è minorenne il 27 gennaio 2010? Il giorno che era... Il giorno caserma. è giusto, scusi, il giorno in cui viene portata in questura, chiedo scusa. Questura. Chiedo scusa, ha ragione. Il Chiedo giorno scusa. in cui era stata accompagnata in questura, Ruby? Sì, sì. E in quello stesso giorno la Loddo viene a sapere queste cose. E la Loddo le disse che anche il Presidente in quello stesso giorno aveva No, acquisito mi ha che era chiesto- minorenne? Lei mi chiama e mi dice cosa faccio, c'è questa situazione, sono in caserma con Ruby Sì. e basta, gli ho detto guarda io non ne voglio sapere niente. Ma disse la Loddo che anche il Presidente in No, quella questo circostanza no, aveva questo no. saputo che era Non l'aveva minorenne? ancora chiamato, credo, in quel Quindi momento. non disse niente il Presidente. A lei dico non disse niente il Presidente. Ah no, io non l'avevo neanche sentito quel Benissimo. giorno. No, la Loddo del Presidente, La Loddo inteso non come, me lo Presidente, nominò come neanche, dottor Berlusconi, l'aveva non l'ha ancora- neanche nominato. non l'aveva ancora chiamato. Perfetto, perfetto. La seconda volta, dopo 1 o 2 settimane, ho rivisto Ruby ad Arcore. Ho visto Ruby anche nel giro dei locali, diciamo così, della movida milanese. Ed era, ho visto Ruby in giro dei locali, sì, ecco qua. Ed era fidanzata con un personal trainer di nome Antonio. Credo Antonio. Crede Antonio. Non mi ricordo. E ha detto, ha detto che lavorava in una Io lo chiamo Avatar. A ve lo Downtown. ricordo. Avatar, lo chiama Avatar, lei? sì. Ah, ho capito. E che lo lavorava in una palestra.
e che lei conosceva. Sì, perché frequentavo la palestra, quindi... Lei ha avuto modo di parlare con questo Antonio, inteso avatar di Ruby, essendo sua amica, essendo... No, solo quando l'ho incontrato lì con... E le ha detto qualcosa? Non avevo numero, non è che mi sentivo. Andando in palestra, avendo una conoscenza in comune. Lo conoscevo prima che lo incontrassi con Ruby, andavo in quella palestra, poi no, non l'ho più frequentato. Ma dopo l'ha rivisto? No. Cioè lei non ha sentito la curiosità, signora Guerra, dopo tutto questo, chiamiamolo, immersione mediatica giudiziaria? Due cose completamente diverse. Andare da Avatar e dirgli scusa, ma hai visto che cosa ha fatto Ruby? Non ha detto nulla? No, non avevo numero, non lo sentiva questa persona. Quindi... Ho capito, signora. Senta, lei ha detto, come campava, nel senso, questo è un toscanismo, come viveva Ruby in quel periodo a Milano? Lei sa che lavoro facesse? No, questo non lo so, l'ho vista solo... Ma era una persona che si mostrava abbiente, che aveva una certa disponibilità di denaro o no? Credo normale, come qualsiasi ragazza di 24 Ma lavorava, anni. signora? Non gliel'ho chiesto. Non gliel'ha chiesto, benissimo. Ha detto che le cene finivano con tutte le ragazze che andavano a casa ognuna per conto suo e che il presidente faceva dei regali, nel senso che aiutava tutti, anche se non ha mai visto personalmente consegnare delle buste di denaro, perché il presidente aveva l'accortezza di essere riservato per non mettere in imbarazzo la persona che riceveva il denaro. È corretta questa sintesi? Certo. Quindi, e durante il periodo in cui ha frequentato l'abitazione di Arcore del dottor Berlusconi, nessuna ragazza, e nemmeno io, inteso come lei, ci fermavamo a dormire. Non ho mai visto nessuna ragazza fermarsi. È corretta questa sintesi? Sì. Quindi neanche la Iris Berardi, neanche lei siete rimasti magari una sera perché era tardi a dormire a casa del dottor Berlusconi? Ripeto, solo in Sardegna, in quell'occasione. Vabbè, l'ha già detto. Bene. Abbiamo detto che regalava come dono, diciamo così, simpatico dei monili o dei gadget anche agli uomini e ha negato di aver avuto, ha detto di non avere mai avuto nessun rapporto sentimentale o intimo con Silvio Berlusconi e di non avere mai conosciuto la danese. Lei conosce la Berardi, no? Sì, la conosco. Lei sa se la Berardi si è costituita parte civile in questo processo? Sì, lo so. Ecco, adesso signora però mi perdoni perché la logica ha una forte concludenza, diciamo quasi obbligante. E come mai lei sa perché la signora Berardi si è costituita parte civile? Sinceramente no, io sono una persona, lei è un'altra, non lo so. Io ho un motivo, lei ne avrà un altro. Sì, però signora, gli atti di costituzione sono, credo, identici, quindi voglio dire... No, se ho detto qualcosa di inesatto mi taccio, perché... Prego, avvocato. Intervenire per chiarire. Non gli ho mica dato la parola. Presidente, prima me l'ha levata. Allora, il punto è che stiamo facendo delle considerazioni che generalmente fanno gli avvocati e io francamente prima distinto ho reagito perché generalmente in occasione simile avrei consigliato alla mia cliente come reazione davanti alla possibilità di è un'osservazione, ma è un'osservazione come le vostre, sono domande poi su queste osservazioni, cioè facciamo domande sulle nostre opinioni. Io avrei consigliato alla cliente di costituirsi in questo processo perché sarebbe stato più immediato il risarcimento del danno. Avvocato, se ci sono delle questioni, come dire, di tipo formale, le allora la questione formale, se la questione è... la traduco in modo formale, e la domanda si basa su un'opinione personale di chi la fa e non su un fatto. Mia opinione sarebbe... Allora, il fatto è che le due atti di Costituzione sono identici. Questo è il fatto. La testa ci ha risposto dicendo io non so quali siano le motivazioni, al di là della redazione dell'atto, che hanno indotto la signora Berardi a costituirsi. Le mie sono quelle che ho detto prima. Mi permette di inserirmi un secondo? Allora, lei si è costituita in udienza, no? Sì. Non ha avvertito la necessità di costituirsi prima, come hanno fatto altre parti civili? No, perché non ero stata ancora attaccata da lei. Quando ho visto questa cosa della Minetti, ho fatto... Quando lei ha letto sul giornale questa notizia, perché questo è quello che è accaduto, e questa cosa quando è avvenuta? A fine settembre, il 30 settembre. Di che anno?
dell'anno che ho fatto la parte civile, mi sono costituita parte Allora, civile. lei si è costituita parte civile davanti a questo tribunale dopo che il tribunale, che aveva ricevuto il processo a novembre del 2012, 11 chiedo scusa, aveva disposto d'ufficio la notifica del decreto a tutte le persone indicate come presunte persone offese. Se le dichiarazioni sono avvenute a settembre Dopo. Lei si è costituita prima, perché dopo erano... Io mi sono costituita mi sa gennaio, entro il gennaio. Lei si è costituita dalla prima udienza di gennaio 2013, Ecco. ok. L'udienza davanti al giudice delle indagini preliminari Può chiedere al mio avvocato, io è so che ho letto il avvenuta giornale. a settembre del 2011. Guarda, adesso le date le ripeto, non le so, però io quando ho letto questo articolo mi sono veramente infuriata. È passato un po' di tempo, forse un mese, 2, e mi sono costituita. Ragionando, ho detto, ma io perché devo pagare tutte queste cose io? Ok. Chi mi risarcisce? Prendiamo atto, va bene, prego. Comunque, signora, assolutamente, però io dico, no, la signora Berardi è una sua vicina di casa? Sì, sì. È una sua amica? Sì. Possiamo definirla? Sì, Glielo domando? amica, conoscente. Vabbè, insomma, comunque, ha avuto dei rapporti telefonici con la Sì, Berardi? sì, sì. Frequentavate anche la casa del presidente Berlusconi insieme? Sì. Mi pare, Vi siete confrontati, voglio dire, lei e la signora Berardi, sulle ragioni per cui vi costituivate parte civile nei confronti di un'altra ragazza che partecipava, giovane donna, che partecipava alle serate del dottor Berlusconi? Guardi, la alle Berardi scene? non l'ho mai frequentata più di tanto come le altre ragazze. Quindi non c'è stato nessun confronto su questo. Confronto io avevo vuol il mio dire, motivo. ne avete parlato, eh? Se avete parlato di io questa avevo le cosa. mie motivazioni, lei aveva le sue E lei- diverse. e lei non le credo, disse? so. La domanda è, vi siete scambiati? Esatto. Cioè, voglio dire, sono coinvolta in questa vicenda? Le ripeto, non siamo amiche che gli racconto tutti i fatti miei come con altre amiche che ho vere. Qui non è capisce? tutti i fatti suoi, cioè voglio dire, lei è stata accusata da un Sì, giornale, sì, ma non vado a da una raccontare- persona mi faccia parlare, che l'accusa di essere una escort, giustamente si offende, Certo. perché certo non è questo il suo mestiere, e voglio dire... Ma neanche qua in A sede me verrebbe spontaneo parlarne con un'amica, No. ma guarda che cosa mi hanno detto. Sì, ma non l'ho detto a lei. Non l'ha detto a lei. Va bene, prego. Quindi la risposta... Cioè, Non l'ha detto a lei, si è confidata con altre non ho dato la amiche. motivazione perché io mi costituissi. Cioè, quello era un problema mio. L'ha detto al suo avvocato, sta Sì. dicendo questo, cioè ne ha parlato Ho con parlato il con suo la mia famiglia, con le persone che mi stanno vicine. Magari glielo avrò anche detto, ma hanno detto vado in quella posta a costituirmi per questo motivo. Però, signora, prima ho fatto questo accenno alla logica, che ha una sua obbligante cogenza, però è curioso, curioso nel senso di irrilevante, sia chiaro, che vi costituite insieme e poi uscite insieme dalla Costituzione. Non si è No, tolta? la signora no. Berardi, La Berardi ancora Ancora no, parte allora ho civile, sbagliato. cioè. Allora ho sbagliato e chiedo scusa. Senta, chiudo così, signora, facendole quest'ultima domanda. Lei ha detto che ultimamente ha iniziato un'intrapresa economica all'estero con la signora Sorcinelli, di produzione di capi d'abbigliamento fatti suoi, Sì. voglio dire. Ma quello che le chiedo è questo: lei invece all'estero, a Dubai, è mai stata? Sì. Per ragioni di lavoro o di No, piacere? vacanza. Grazie, non ho altre domande. Solo un intervento che ha poco a che vedere, ma ci tenevo a precisare, in quanto chiamato come legale, diciamo, di quello che si stava chiedendo prima la signora Guerra, che data l'imprecisione di quello che stava dicendo, volevo precisare che lei è venuta a conoscenza della possibilità di costituirsi parte civile in questo processo solo a seguito della notifica dell'ordinanza che questo Tribunale ha fatto. è la domanda che le ha appena fatto il Tribunale, avvocato. Ecco, era quello È la mi sentivo in domanda che dovere di le ha specificarlo. appena fatto il Tribunale. Allora, prima di passare alle parti civili, vi chiedo, possiamo fare adesso la pausa? Magari. 1:30 ci vediamo. Grazie. Grazie. Possiamo fare accomodare la testa qui?
Il PM aveva finito? Aveva terminato? Perfetto. Allora, le parti civili hanno domande da porre alla Teste? Grazie Presidente. Avvocato Bugnano, parte civile Ambra Battilana. Volevo chiederle una cosa, signora Guerra, alcune precisazioni rispetto alle cose che lei ha già detto. Sì. Quando ha deciso di revocare la costituzione di parte civile, ne ha parlato col Presidente Berlusconi? Ho parlato col mio avvocato. Solo col suo avvocato? Certo, ho chiamato il mio avvocato perché ero all'estero e non sapevo quando poi dovevo testimoniare, quindi ho deciso di toglierla anche per questo motivo e per togliermi da questo peso che ho da 3 anni addosso. Ecco, invece quando ha deciso di costituirsi parte civile ne ha Sì. parlato anche col Presidente Berlusconi per chiedergli consiglio? Dopo che mi ero dichiarata, sì, ha saputo, abbiamo parlato. Certo. Ah, quindi prima Dopo la no. Costituzione. Sì, dopo che l'ho fatto. Quindi è stata una sua decisione Certo. autonoma, non si è confrontata. Io decido con la mia testa, non c'è nessuno che mi dice quello che devo fare o non fare. Perfetto. Lei prima ha detto testualmente: chi mi risarcisce di tutto quello che è successo in questi 3 anni? Sì. Io le chiedo, chi la risarcisce oggi? Nessuno, e sono stanca di tutto questo, preferisco, guardi, non prendere niente ma continuare la mia vita normale, riprendere a continuare la mia vita normale di una ragazza semplice come ero prima. Quale dovrebbe essere il contenuto della lettera di scuse della signora Minetti? Allora, c'è già una bozza che ho visto, praticamente ho saputo che lei ha scritto, quindi mi bastano le scuse che lei mi dica che sa che quello che ha detto non è vero, mi basta questo, non è che voglio... Quello a cui si è riferito all'inizio. Sì, le cose Quello che ha letto sui giornali, certo, eccetera. Ok. Quindi in questa lettera ci sarà scritto che lei non è una escort sostanzialmente. Certo. Lei prima ci ha riferito che il Presidente Berlusconi da circa 2 anni la aiuta economicamente, corrispondendole circa 2.500 euro al mese, giusto? Lei come mai non ha chiesto aiuto ai suoi genitori? Perché i miei genitori hanno chiuso una ditta da 30 anni, mio padre era un imprenditore, dovuto a questo casino, a questo scandalo, anche mio padre ha avuto delle difficoltà, perché comunque ne ha risentito anche lui e ha chiuso la ditta 3 anni fa. E quindi perché non mi avevo capito senti- diversamente, perché avevo capito che lei prima avesse detto che la sua famiglia è Sì, sì, sta benestante. bene, hanno case, hanno soldi da parte, stanno bene, però la ditta di mio padre, dovuto a questo scandalo, anche lui ne ha risentito, e quindi perché io ho 35 anni non vado a chiedere soldi a casa, però se ero nelle condizioni di trovarmi in una strada, di certo la mia famiglia non mi lasciava in strada, una casa ce l'ho sempre avuta e ce l'avrò sempre. Ecco, ma ci può spiegare meglio come è nato questo aiuto del Presidente Berlusconi? L'ha chiamata, le ha detto ti voglio aiutare, per quale motivo? Guardi, parlando, è normale che un amico, se ti vede in difficoltà, ti viene in aiuto, in soccorso. Lo faccio anch'io con le persone che magari nel mio piccolo aiuto anch'io le persone che sono in difficoltà. Lo farebbero tutti, credo, no? E questo diciamo in termini generali, ma mi spieghi nello specifico come sono andate le cose? Normale, gliel'ho detto. Un amico, No, non l'ha detto per le ho adesso. spiegato che un mio amico sa che sono in difficoltà, parlandone mi ha aiutato. Come poteva farlo un altro mio amico, come magari l'ha fatto anche qualcun altro. Quindi eh. voglio dire, non so, in occasione di una cena Per oppure le portarlo ha a un piano telefonato? concreto, lei si ricorda quando ha, come dire, Guarda, le espresso cene la non sua le difficoltà? faccio più dallo scandalo, No, mi stia a quindi sentire, era... mi stia a sentire. Sì. Allora, per portarci su un piano di concreto, io ho capito il suo discorso in Sì. generale, la domanda del difensore tende a, come dire, cercare di collocare, nel tempo lei più o meno ce l'ha collocato, ma anche di capire le modalità di Certo, questo dopo aiuto. la perdita del mio lavoro, parlando, Allora, lui... prima di tutto, Sì. è stata lei a rappresentare le sue difficoltà? al Certo, Presidente? certo. Ok. Si ricorda questo discorso, come è venuto fuori Guarda, il e in Presidente quale occasione? mi ha visto piangere più volte, quindi veramente Ok. ho un rapporto con lui veramente stretto, amichevole, quindi mi ha visto star Quindi male e mi ha l'ha aiutato vista sempre. piangere, le ha Certo. chiesto che cosa c'è. Cosa hai bisogno? Posso aiutarti in qualche modo? Avevo perso anche 10 kg, quindi mi ha visto anche star veramente male e quindi mi ha aiutato. Ok. Prego, avvocato, scusi. Sì, grazie. No, grazie, anzi Presidente. Ecco, quindi le ha detto ti voglio aiutare e poi di quanto hai bisogno, oppure la cifra l'ha determinata il Presidente Berlusconi, oppure le ha chiesto di cosa hai Mi bisogno? aiutava solo a pagare le spese di cui avevo bisogno della casa, perché non sono una ragazza esigente
avevo solo bisogno di quello per campare la giornata e per avere le mie cose. Poi riprendendomi, per fortuna ho rimesso anche chili che avevo perso, ho deciso di Quindi scusi, l'aiuto riprendere a lavorare. Sì, no, Cioè, no, io aspetti, adesso non vada avanti. Allora, l'aiuto che il presidente Berlusconi le ha dato, quindi sin dall'inizio serviva per pagare l'affitto della casa e Certo, basta? certo. Quindi lei Anche paga perché, 2.500 euro di affitto? Non uscivo neanche di casa dalla vergogna. Quindi lei non è paga che- 2.500 euro di affitto di No, casa? no, sono il totale delle spese del condominio, l'affitto, devo mangiare, Certo. capisce che Quindi è un totale- contributo, come dire, in Certo, generale è- al suo mantenimento. Sì. Per la vita ordinaria, diciamo. Certo. Altri aiuti lei non ne ha? No, non ne ho. Ecco, lei prima ci ha detto che da un po' di tempo va spesso a Miami e si ferma per parecchio tempo. Mi chiedo con quali soldi va e soggiorna a Parecchio Miami? tempo, quanto lei sa quanto mi sono fermata? No, l'ha No, detto lei ha lei. detto prima. Sì, che tempo può essere 10 giorni, 15 giorni. Va bene. Sono stata Allora, per quel periodo. per investire nel mio lavoro. Stavo cercando dei negozi dove io potrò comunque appoggiarmi, dove vendere la mia linea di abbigliamento che sto Allora, producendo. non è in discussione il motivo per cui lei va lì, ce l'ha già spiegato. La domanda della difesa era un po' diversa. Il viaggio e la permanenza Sì. a Miami non è regalata, ritengo, oppure Certo, lei è ospite ma- di qualcuno. Ecco. Allora, Che- la domanda è: con quali soldi paga? Con quelli che nel 2005 che mi vengono fatti al mese, io rientro nelle A spese. far entrare anche questo. Certo. Ok, Come va bene. pago la casa qui, posso pagarmi un soggiorno, credo lì, di una casa normale, non vado in albergo di lusso, Va niente di tutto ok. questo. Perfetto. Lei ha mai, nelle diciamo diverse occasioni in cui è stata a cena ad Arcore, si è mai travestita da poliziotto? No, l'ho raccontato anche prima e di questa cosa veramente Ha già no. detto prima che la fotografia da poliziotto era stata fatta in un'altra occasione, quindi non c'entrava niente No. con le scene di Arcore. E in No. quale occasione? Halloween, una del festa di 2009. Halloween con il suo fidanzato. Ah, ho Sì, capito. ero in Corso Scusatemi. Como, in un locale, ho fatto anche delle foto con dei poliziotti veri di fianco. perché Ho no? capito. Ecco, lei Tanto per dire. questa denominazione che prima ci ha accennato e che ha riferito ai costumi, scusi, Sì, l'ascolto. se può ridirla, com'è il marchio che ha registrato dei costumi? Black Dash. Ecco, si riferisce anche a delle foto che lei fa, diciamo, con altre sue colleghe e quindi utilizza questa denominazione? Questa ce l'hanno Se data. opposizione perché non mi sembra rilevante. Ci spiega la rilevanza, sì, avvocato, effettivamente. Sì, perché a me risulta che invece questa denominazione riguardi come dire, una coppia, la signora e un'altra persona che pubblicano infatti delle l'ho foto detto, su anche internet. Aspetta un attimo, non è ancora ammessa. Aspetti, deve prima spiegare la... Allora, Sì, no, e volevo capire appunto se questo era un lavoro che la signora stava facendo e sono foto che lei pubblica, diciamo, senza remunerazione. Questo era il senso sulla della domanda. remunerazione, sotto il profilo Della- remunerativo. Esatto, sotto il profilo remunerativo. Non capisco il senso della domanda. Allora, se gliela precisa Allora, con il senso che abbiamo Sì. dato, quindi a me esclusivamente- risulta che vengano pubblicate delle fotografie che lei fa con un'altra sua collega, ne ha fatte tantissime da Miami, mi risulta anche con questa denominazione Black Dash, adesso non so se la pronuncio esattamente, volevo capire se questi sono servizi fotografici a pagamento o se sono fotografie che Guarda, voi postate su internet Io ho un liberamente. cellulare, come tutte le persone, ho un Twitter che hanno forse la metà delle persone che sono qua dentro. Io sono un personaggio famoso e quindi dal mio Twitter i giornalisti prendono la foto e la pubblicano come gli pare, non sono io che mi vendo Quindi foto. no, volevo capire se era, diciamo, Non è un servizio fotografico. Un servizio fotografico, No. sono fotografie Sono che lei fotografie posta liberamente su che Twitter. lei posta su Twitter, immagino E che poi abbiano vengono anche riprese. scopo pubblicitario rispetto alla... Sì, io faccio una foto, la metto, poi è normale che sono conosciuta, me la prendono e me la rigirano sui giornali, come succede a qualsiasi personaggio pubblico, credo, non capita solo a me. Perfetto, grazie. Niente. Prego. L'avvocato De Domenico per Iman Fadil. Senta, lei che lavoro fa attualmente? Le ripeto. A parte la promozione del suo marchio, Sì.
Ho in produzione un marchio con una linea di costumi e di vestiti, di abbigliamento. Basta. E questo è il lavoro che lei Ok, svolge, non ha altre attività. No, L'ultima occupazione lavorativa a quando l'ho già risale? detto prima, a giugno del 2000, dopo lo scandalo 2010, ero in Mediaset, presentavo un programma sportivo da 2 anni. Avevo il mio 2011. contratto, 2011, scusi, 2011. E da quando lei poi ha conosciuto l'onorevole Berlusconi fino a questa data, lei ha fatto diversi lavori per Mediaset. Lavoravo anche in Rai, guardi, non media, anche su Sky, che non è suo. Anche su Sky? Certo. Ok, e per quanto riguarda queste proposte lavorative, ne parlava con l'onorevole Berlusconi No, nelle serate? mi chiamavano le agenzie, forse piacevo alla gente, mi chiamavano loro, non avevo bisogno di raccomandazioni. Ma lei aveva un agente? Sì, sì, qua su Milano dopo ho collaborato con Lele per delle serate, però su Roma avevo un altro agente. Che era? Si chiama Gianluca, non mi ricordo il cognome perché non lo sento da 4 anni, però mi dava i casting dove io andavo a fare i colloqui normali. Ok. E durante la partecipazione a tutte le cene si parlava di lavoro, di proposte Si lavorative? parlava un po' di tutto, l'ho detto anche prima. C'è chi chiedeva che programma c'è adesso, che film sta uscendo. No, ma delle proposte di lavoro singole, Le mie delle personali? aspettative No, perché io lavorative. già lavoravo, non avevo bisogno di chiedere. Già lavoravo. Lei durante le serate non ha mai percepito alcuna somma da parte Le dell'ex ripeto, presidente? dopo lo scandalo, No, durante le cene? no, mai, Mai. mai. Lei conosce Iman Fadil? L'ho conosciuta fuori dal contesto della casa del presidente e ho avuto anche uno screzio perché lei era una persona un po' dispettosa e è dovuta allontanare dal mio tavolo di amici perché veniva lì a fare un po' di cose strane, diciamo. Scusi, quando l'ha conosciuta? Ma ultimamente, tipo al compleanno della mia amica, era 20 di marzo, tipo una data del genere. Di quale anno? Quest'anno. Quindi prima non la No, conosceva? non la conoscevo. E quindi l'ha conosciuta questo 20 di marzo dove? Sì, perché lei ci ha riconosciuto e voleva venire al No, tavolo a fare scusi, aspetti, le sto facendo la domanda. No. Però credo Non che stava rispondendo, aspettate un attimo. Allora, il 20 marzo dove? La in un conosciuta? locale, prima eravamo al Cavalli, siamo uscite dal Cavalli, lei ci ha seguito, siamo andati in un altro locale di fianco a piedi, lei ci ha seguito a piedi, è venuta in quest'altro locale, si è rimessa ancora al mio tavolo e io ho dovuto farla allontanare da una sicurezza perché voleva anche allungare le mani, quindi è una persona un po' indisponibile. Ah, ascolti, Presidente, allora. Posso chiedere una cosa? Se Mi posso, scusi, no, se che posso, significa allungare le mani? Ci minacciava da lontano, cioè tipo ti picchio, cose del genere. Io quando- Ti picchio? Sì, voleva picchiarci. Eravamo io, la mia amica e altri amici. Ok, Presidente, scusi, dica tutto. se posso, le domande che sta rivolgendo la parte civile mi pare che esulino completamente dal perimetro del 507 così come era stato posto dal Tribunale. Si è dato un argomento completamente nuovo Sì. e il controesame al quale hanno diritto le parti, così come È avvenne nei limiti del sottolineato. 507, è vero avvocato, si tenga quindi nei quindi, limiti della... i rapporti con Ciò la... non toglie che magari dopo il Tribunale Beh, questo però elemento dovrebbe nuovo lo... provvedere nuovamente, perché sennò così Questo non credo ha sia ragione, avvocato Di. Li dovete tenere nell'ambito della 507, così come è impostato dal Tribunale. Quindi delle domande che sono state fatte al Tribunale. Ok, lei ricorda di aver partecipato a una serata del 5 settembre dove si festeggiava il compleanno dell'Aris? Qui vale la stessa opposizione. No, Presidente. sulle Le serate... cene le abbiamo Ah no, fatte. cene, scusi, non ho capito. Le cene. Scusi. Guardi, c'erano ogni mese un compleanno, non mi Niente, ricordo niente. chi festeggiava i compleanni, No, sinceramente. io le chiedo quando. se lei si ricorda che è stato festeggiato il compleanno dell'Aris Spinosa. Non mi ricordo. Non se lo No. ricorda. Ok. Si ricorda invece di una serata dove sono state portate delle ballerine dalla signora Polanco? Neanche questo. Non se lo ricorda. Cioè, non l'ho mai vista portare ballerine in casa, sinceramente. Senta, no, basta, non altre domande. Va bene. No, volevo sapere se le difese avevano domande. Il Tribunale voleva esplorare un attimo questo elemento appena emerso. Ci racconta un attimo questa vicenda
dell'incontro adesso di marzo con le Allora, eravamo in questo locale dove c'era il compleanno dell'Alessandra. Aveva preso il tavolo perché Alessandra? Sorcinelli, Sorcinelli. perché la discoteca gli aveva fatto la serata per lei, una festa, diciamo, con tanto di pubblicità, e questa ragazza si è fatta trovare sul post, è venuta al nostro tavolo, dopo un po' anche noi l'abbiamo riconosciuta e continuava a guardava. Poi è venuta al tavolo da noi e non sapevamo cosa voleva, dopo un po' ce ne siamo andati via. Siamo andati nell'altro locale, ci ha seguito nell'altro locale con un'altra amica e ci ha minacciato dicendo vi metto le mani addosso, cioè, voleva picchiarci. Io quando ho visto così, ero con mia sorella anche più piccola, ho chiamato una guardia che c'era lì che lavorava e l'ho fatta allontanare. L'hanno allontanata, poi dopo lei è ritornata, la guardia l'ha dovuta riallontanare. E infatti questa guardia continua a venirmi spesso vicino a dirmi va tutto bene, tutto a posto, c'è qualche problema. E dopo da lì non l'ho più vista. Non l'ha più vista, No. né prima dell'ora l'aveva vista. No, no. Quindi non c'erano motivi, come dire, No. che le sconosca. Ma neanche nella casa del presidente io non l'ho conosciuta. No. Ok, quindi non c'era nessun motivo perché No. vi minacciasse. No. Ok, va bene. Altre domande alla teste? Grazie, può andare. Grazie, buona giornata.